volava luce, che con le corna muovono i palati. Buongiorno, prepariamo oggi l'agnello a spezzatino. I nostri ingredienti sono l'agnello, cipolla, pomodorini, pepe rosso, olio, sale, prezzemolo e capperi. Prendiamo il nostro agnello e lo mettiamo in un tegame. Aggiungiamo del sale, facciamo cuocere per circa 10 minuti per fare imbiancare tutte le parti dell'agnello. Dopo circa 10 minuti controlliamo che l'agnello si sia tutto asciugato. Quando si attacca, diciamo, è pronto per il passaggio agli altri ingredienti. Mettiamo subito l'olio, un po' di cipolletta, dei capperi, prezzemolo, facciamo rosolare un po', aggiungiamo dei pomodorini. Facciamo cuocere per 15 minuti per evitare che si asciughi, eventualmente aggiungiamo dell'acqua. Come quantitativo ci regoliamo in modo che l'agnello sia ben coperto dall'acqua, in modo per evitare di aggiungerne altra dopo. Facciamo cuocere il tutto affinché l'agnello, diciamo, sia ben cotto, circa una mezz'oretta a seconda della grandezza dell'agnello. Abbiamo messo l'agnello a cuocere, abbiamo aspettato affinché sia ben cotto, circa un'oretta, dipende dalla grandezza dell'agnello. Possiamo vedere che il piatto è pronto. Proseguiamo all'impiatto. Il piatto è pronto per essere servito. Buon appetito!